Se è vero che la pandemia sta minando e mettendo a dura prova la vita delle persone, c'è tutta una fascia di popolazione che pare a volte dimenticata. Sono le persone con disagio psichico che si trovano a vivere nelle varie comunità terapeutiche, alloggio, appartamenti protetti, strutture che, causa Covid, hanno dovuto cambiare totalmente registro per poter proseguire con le varie attività che vengono svolte. Ma non si sono arrese e grazie anche alla collaborazione e al contributo della Regione Veneto hanno assicurato alle persone che seguono la continuità assistenziale. È il caso della cooperativa sociale Mano Amica di Tiene, comunità che accoglie 12 persone con disagio psichico costrette in tempo di pandemia alla convivenza causa lockdown e limitazioni. Con il Covid è stato difficile. Abbiamo puntato molto sulla formazione, sulla sensibilizzazione del personale, degli utenti e diciamo seguire, non dico alla lettera, ma diciamo il meglio possibile tutti questi protocolli. Molta condivisione, molto aiuto reciproco. Tutto quello che noi facciamo è per portare le persone ad avere fiducia in una vita fuori dalla comunità. Le nostre attività sono tantissime, toccano gli aspetti, tutti gli aspetti della persona. Certo, le strette regole di comportamento per le limitazioni del contagio hanno creato scompiglio, confusione e paura, ma gli utenti della struttura tienese non si sono arresi. Hanno tirato fuori delle risorse veramente significative, mi viene da dire, perché sono riusciti intanto a comprendere che non era un'influenza, ma era un qualcosa di molto più importante. Si sono ritrovati a fare i conti con questo e col dover appunto rinunciare a tutta una serie di conquiste che col tempo avevano raggiunto. Sono riusciti intanto a convivere sotto lo stesso tetto, poi immagino anche la fatica perché in 12 e H24 insieme, e anche in realtà sfruttare il tempo in una maniera costruttiva. Tra le attività la scrittura di fiabe e poesie, scritte anche nel momento cupo del lockdown, dove emerge sempre uno spiraglio di luce e di speranza. Dopo il Covid-19 ci si accorge ancora di non essere proprio ad un poi, perché ho scoperto che la pandemia c'è ancora, anche se in forma ridotta. L'umanità ha bisogno di proseguire a piccoli passi,